Quanti di voi conoscono realmente cosa c'è dietro al logo di una famosa catena di caffè, bar, ristorazione che è Starbucks? Quanti di voi sanno la storia, ma soprattutto quanti di voi in realtà, guardando il logo, riconoscono alcune simbologie o riconoscono il simbolo principale? Dovete sapere che la storia del logo di Starbucks è cominciata negli anni 70, quando gli imprenditori che erano commercianti di caffè hanno deciso, avendo una visione, di creare un logo che riunisse il concetto del caffè, inteso come caffè da trasporto, caffè veloce, caffè che permettesse alle persone di fermarsi in un posto, poterlo gustare all'occorrenza, poterlo acquistare. Tutto è cominciato quando negli anni 70 degli appassionati di Moby Dick, la famosa storia di Moby Dick, hanno deciso che potesse essere il nome più giusto quello di prendere il nome da uno dei personaggi della storia di Moby Dick, che era appunto Starbucks. Questo perché il caffè tendenzialmente veniva e viene trasportato anche via mare, soprattutto legato al discorso del commercio. Il primo logo di Starbucks, per chi non lo sa, è stato creato a fondo marrone, perché questo era l'idea di poter dare un concetto legato a qualcosa di gustoso, di particolare, come può essere il gusto del caffè, ma anche il gusto del cioccolato o di qualsiasi altra essenza speziata, persino i sigari. Infatti il logo ricordava un'etichetta di sigari anche per dare il valore del concetto del caffè o delle spezie che potevano essere gustate in questo luogo o acquistate. Successivamente ci sono state diverse rimodernizzazioni legate al logo e al marchio in sé. Successivamente l'idea era quella di dare un concetto di velocità, di scambio e di creare dei posti dove la gente potesse anche comunicare a livello di notizie, quindi di trovarsi in queste caffetterie, parlare, scambiarsi informazioni. Il concetto è stato quello di applicare la simbologia del color verde anziché del marrone, perché doveva rispecchiare quella che era il concetto di una testata giornalista dell'epoca, che era esattamente di colore verde. Quindi all'inizio l'immagine che cosa ritraeva? Ritraeva proprio una sirena, che è quella che noi rivediamo adesso, ma in modo un po' diverso. Una sirena tra l'altro con due code, e questa sirena con due code veniva presa da un concetto di una storia simbolica legata al simbolismo nordico dei Paesi Bassi. Di conseguenza questa sirena è stata ripresa, messa nel primo logo, successivamente è stata poi modificata piano piano nel corso del tempo, perché successivamente i capelli sono andati a coprire i capezzoli del seno per nascondere questa immagine, lasciando visibile soltanto l'ombelico. Si è passata a una versione successiva nella quale sempre veniva ripresa la scritta Starbucks, ma non veniva più citate le spezie, veniva citata soltanto il caffè. Per chi conosce e sa che parliamo di simboli, il concetto principale di un simbolo è quello di racchiudere tendenzialmente tutte le informazioni che vanno a riguardare poi la visione che le persone hanno del logo, quindi non soltanto quello che può essere un'immagine legata a un'intenzione, quindi a quello che si vuol dare successivamente nell'inconscio collettivo, riproponendo sempre la stessa immagine, ma tendenzialmente un logo diventa importante quando diventa un brand, cioè il valore aggiunto, le emozioni che questo logo, che questa immagine, che questo sigillo racchiude. Quindi la ultima versione del 2011 del logo di Starbucks è stata decisa e voluta non soltanto togliendo l'ombelico, ma ricreando la sirena ed eliminando totalmente la scritta Starbucks. Quindi quando noi vediamo
questo marchio senza scritta, cosa succede? Sappiamo già che il significato è Starbucks e tutto quello che è il significato legato al caffè, al ritrovo, all'incontro, proprio il messaggio espresso che volevano i creatori lasciar trasparire non solo nel marchio, ma nel suo significato, nell'inconscio costante collettivo delle persone che ne hanno fatto un brand. Bene, osservando quindi l'immagine del sigillo del logo del brand di Starbucks, vi do 2-3 indicazioni dal punto di vista stilistico-creativo. Allora, le 2 code della sirena, se fate caso, sono servite non soltanto a dare l'immagine del significato della sirena in sé, ma anche per ricreare la continuità dei capelli della sirena che vanno a chiudere un cerchio. All'interno del cerchio contenuto nella sirena troviamo un altro cerchio che è quello che può dare un significato ancora più profondo, perché non soltanto dà l'idea dello spazio in un tempo, ma anche può dare l'idea di un sole. Parlando della corona in sé, può essere un caso oppure no, ma di solito le cose non sono fatte a caso, soprattutto per chi si intende e conosce la simbologia dei loghi in particolar modo molto forti e che vanno avanti nella loro crescita e nascita e crescita nel mondo. Se osserviamo la corona che ha sopra una stella, possiamo anche pensare, visto che il marchio è nato a Seattle, però fa parte di una catena americana, che sia in modo nascosta ripresa la corona della Statua delle Libertà, perché se andiamo a contare le punte senza considerare il triangolo interno sotto la stella sono 7. Parlavo prima che il caffè viene di conseguenza spedito per mare, quindi i 7 mari, i 7 continenti, e la parte centrale dove c'è il triangolo non soltanto vuol dire elevazione, ma rappresenta un diamante sulla corona, quindi dà un senso ed un significato non solo di profondità, ma di importanza